interrogazioni interpretazioni. Come ho preannunciato, due mozioni vengono rimandate perché il consigliere Emanuele Brolli è assente per motivi di salute, ma ha chiesto di rimandarle. Io ho già preannunciato qual era la mia intenzione. Interrogazione sulla corte di adduzione idrica di Santa Fiora a Piancastagnale. Qui ce l'abbiamo con il programma di consorzio a prodotti del Fiora, ho rimandato l'altra volta è stato rimandato, si era cominciato a parlare perché avevamo detto che avevamo scritto all'attributo del Fiora in modo da avere delle risposte compiute eccetera. L'attributo del Fiora questa volta ci ha risposto in tempo utile, io lo passo al sindaco e all'assessore competente. Perché il progetto riguarda un tratto di acquedotto che dal Bagnolo alla provincia di Grosseto viene verso la provincia di Siena per l'equilibrio della gestione di tutta la parte idrica. Quindi a questa domanda l'acquedotto del Fiora dice che la realizzazione di questo progetto, quindi la frazione di Saraiolo, nel periodo estivo presenta una carenza di risorse idriche, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni coste nei pressi della zona di Contenuto. Tale carenza veniva solo in parte limitata dall'utilizzo della sorgente e sollevamento denominata Castellaccio, una sorgente sotto a questo abitato. Questa sorgente presentava però, oltre ad una elevata quantità d'acqua, anche un forte calo di portata proprio nel periodo estivo. Inoltre era necessaria un'ingente infrastruttura per mettere in sicurezza l'impianto, visto che si trova ubicato all'interno del letto di un torrente ed oggetto di frequenti inondazioni. Vista la vicinanza dell'acquedotto di Bagnolo, la sanitazione di contenuto e verificata la fattibilità dell'opera, si è potuto realizzare la condotta fondamental. Quindi l'abbandono della sorgente del Castellaccio ha indotto l'acquedotto a fornito dal Il secondo punto è se il progetto originale è quello effettivamente realizzato oppure se si sono verificate varianti di opera. Il progetto è stato rispettato come concordato e presentato agli uffici competenti, Comune di Piancastagnale, composto protocollo SCIA 6360. Autorizzazione provinciale di Siena, autorizzazione vincolo idrogeologico del Comune della Capannoccia, vincolo paesaggistico del maggio 2013, protocollato di comunale, documentazione presentata al Comune di Santa Fiora, vincolo paesaggistico che hanno ottenuto tutti i pareri per la realizzazione di questa parte di opera. La terza domanda è, sono giuste quelle rispettano le... Mi tocca riscrivere quello che ha scritto che non hanno risposto. No, i quesiti loro rispondono se l'appalto è stato aggiudicato, non è questo l'assestamento se l'appalto è stato aggiudicato alla ditta che ha fatto l'intervento oppure si è proceduto a subappaltare e a quali condizioni, cioè questi sono i criteri. I lavori sono stati eseguiti con appalto bonifica aggiudicato in data giugno 2013 alla ditta Solimeno SRL. Il lavoro è stato eseguito con dipendente dell'impresa Solimeno e operai distaccati da parte dell'impresa Ciaffarapà Teobaldo SNC. L'altro punto di domanda era se si ritiene giustificato che per interrare una tubazione di circa un pollice i lavori si sono protratti per oltre 4 mesi avendo coperto una distanza non superiore ai 700-800 metri. Sì. Risposta: il progetto prevede la realizzazione di un tratto di acquedotto in tubo con il diametro di 63 pari a 400 metri e la sostituzione di 450 metri di condotta idrica deteriorata, la sostituzione di un tratto di condotta fognale per un totale di 340 metri e il potenziamento della condotta di spinta del sollevamento fognale contenuto per un tratto di 300 metri. Il tutto con relativi allacciamenti e pozzetti di linea. Nello scavo è stato posizionato inoltre un capidotto per la linea di illuminazione
manutenzione pubblica richiesto dall'ufficio tecnico comunale di Castagnano. Pertanto i tempi di cantiere, lavori iniziati nel maggio 2014, peraltro interrotti nei seguenti periodi: luglio 2014 e agosto 2014 per sopraggiunti lavori urgenti in cui il Comune era a conoscenza. Nei giorni 1, 3, 5, 9 settembre 2014 sono stati sospesi per maltempo. Nel mese di ottobre sono stati sospesi per maltempo. Il lavoro è terminato in data 31/10/2014 con la messa in funzione della condotta stessa. Quinta domanda: se eseguito un primo attraversamento della carreggiata stradale provinciale presso la località Infurtino, non sarebbe stato opportuno proseguire il percorso di interramento nella parte destra della strada, il cui bordo è libero da altre tecnologie e quindi più agevole scavazione? La risposta è: le utenze e le condotte in gestione sono situate sul lato sinistro della carreggiata, quindi appare tecnicamente più opportuno ridurre le eventuali future esigenze di manutenzione per gli andacci e comunque l'intervento è stato eseguito come l'autorizzazione provinciale. Il sesto punto di domanda è: se non si ritiene censurabile per tanto poco lavoro o un disagio così prolungato durante il periodo estivo in concomitanza con la stagione turistica? La risposta: durante i mesi di agosto i lavori sono stati sospesi per non creare disagio alla viabilità, così come in molti giorni del mese di settembre e ottobre a causa della terza condizione. Settima domanda è: se in un'area in cui è necessario rinnovare le tubature di riduzione in ferro che stanno rendendo precaria per gli utenti la potabilità dell'acqua, non sarebbe stato più opportuno spendere i soldi per rinnovare l'opera? Negli anni 2010-2014 in località Saraggiolo i controlli effettuati sia da parte di questa azienda che dagli enti di controllo ASL non hanno rilevato alcun fuori norma legato al parametro ferro. Nell'interno del comune di Biancastagnano negli anni 2010-2014 sono stati rilevati un totale numero 2 fuori norma del parametro ferro nel 2011 in via Rossetani, nel 2014 a Casa del Porto. Ottava domanda: se infine in relazione all'utilità dell'opera e ai costi sostenuti se ne sia valutata in modo adeguato l'incidenza sui costi futuri della bonifica. Tutti gli investimenti realizzati dall'azienda sono previsti nell'ambito dei piani pluriennali e programmatici che sono approvati dall'autorità di Toscana, ovvero dall'Assemblea dei Soci. Questo è quanto dice l'acquedotto del Fiora e che noi non soddisfacenti. Risponderò qui, si può rispondere, perché poi sarebbe troppo complesso. Chi è la che ha scritto questo? Questo è la firma dell'amministratore delegato Aldo Strappanuzzi. No, ma io mi resto zitto perché per regolamento però va cambiato, perché sarebbe corretto, forse, però l'ha pensato tutto insieme, di dare la parola per una brevissima replica e poi il sindaco per una brevissima controreplica sulle interrogazioni. Quindi qui non c'è la possibilità, io me ne sto zitto. No, io lo do. No, via dai, che dai, mi metto a fare un altro partito di questo genere, a me non mi soddisfa nessuna risposta. Se tu io posso condividere il peso sì, vabbè. su questa vabbè, ma a me non mi soddisfa nessuno delle queste. Sì, no, ma non mi soddisfa nessuna delle risposte. E in primis quella in base al quale mi dice che governa in spinta l'adduzione idrica quando l'adduzione idrica si fa con una stazione di pompaggio e si manda sul deposito piezometrico, punto piezometrico, e poi con tutto il sistema distributivo che già esiste. Quindi non funziona per tutto il ragionamento, credo. La seconda questione è che esiste qui sul piano Castagnario un sistema di pompaggio che sta lì a San Michele che manda sul punto piezometrico lassù nella stazione di Poggio la Guardia, benissimo, che dovrebbe coprire tutte le esigenze perché ci sono 10 litri secondo del foro dell'Eni, 10 litri secondo del foro dell'Eni, qualcosa della sorgente indovina,
Poi ci sono le stazioni di pompaggio qui dei corazzi che sono state messe fuori servizio, e così con una semplicità io direi che è preoccupante, quantomeno preoccupante, perché comunque la legge del 65 sull'acquedotto, sul piano regolatore generale delle acque prevede una riserva del 10-15% sulla sorgente. In ogni caso la sorgente era a tempi lì valutata sull'ordine di 180-200 litri secondo e nei momenti di minima intorno a 120-150, ma sono valutazioni e, come si potrebbe dire, rilevamenti che sono stati fatti per decine e decine e decine di anni, quindi come minimo 10-15 litri secondo dovrebbero essere sparati ancora sulla stazione San Michele, quindi lì ti trovi, insomma, lasciando perdere l'indovina che Italia oggi ci ha dato delle regioni, comunque una cinquantina di litri secondo che ci si fa ai propri campi sportivi, ci siamo. Comunque sono valutazioni che vanno viste insieme all'ufficio tecnico. No, io invece Luciano colgo l'occasione per dire una cosa importante. Siccome io credo che tu abbia una grossa competenza su questa materia, anche perché te la sei sempre studiata eccetera, io credo che ci siano importante una persona come te che possa darci una mano su certe cose di cui sia per la storia che c'è alle spalle, sia per quello che è la tua espressione. Se ci dai una mano per risolvere certi problemi di questa natura non può farci altro che piacere, per cui benvengono le tue interrogazioni riguardo a certi servizi se non vengono erogati bene, perché a fin dei conti poi è un servizio associato di cui paghiamo tutti, di cui spesso ne sentiamo anche sulle spalle certi tipi di problematiche che poi non sono risolte, sia per il caso del consorzio dell'acquedotto, ancora peggio per la 6, perché abbiamo fatto un censimento, per dire, facendo le fotografie a quelle che sono le campane, i cassonetti, questa roba qui, che paghiamo per buone e che sono in condizioni disastrose, che per far cambiare da un posto all'altro un cassonetto si fa prima parlare col Presidente della Repubblica, eccetera, per cui con servizio pagato in maniera eccessiva, in maniera abnorme, eccetera, e con un disservizio che ormai è evidente agli occhi di tutti, ecco, non lo può. Nominate Luciano. No, sto dicendo, Luciano su questa no facevo un cenno, mi sembra che non si può che accettare non soltanto, devo dire, interrogazioni, ma neanche addirittura... accetta il fatto di fare generatori a coste camera, accetta questo tipo di ragionamento. No, io, figuriamoci, non posso che condividere con te queste cose, però... Bene, grazie. Risposta a interrogazioni presentate in data 17 ottobre 2014, protocollo 9832. Premessa, ci arroghiamo il diritto prima di rispondere ai punti delle interrogazioni di fare chiarezza su quanto riportato nella promessa dell'interrogazione, perché l'affermazione non è stato consentito di ascoltare, discutere e votare le linee programmatiche non la riteniamo veritiera. Il Sindaco nell'illustrazione del punto ha chiesto al Consiglio se riteneva di dover far leggere tutto o se il documento poteva essere dato per letto. Tutti i consiglieri, compresi quelli della minoranza, con la risposta diamolo per letto, hanno implicitamente autorizzato il proseguo dell'esame dei punti dell'ordine del giorno. Riguardo all'attuazione dei contenuti del protocollo d'intesa sulla geotermia del 2007, abbiamo sempre ribadito che è un accordo sul quale si sarebbe potuto ottenere molto di più, pur riconoscendogli il merito di aver posto la base per una gestione unitaria della geotermia e dei rapporti enti locali Enel. Questo è di stimolo per la verifica e controllo degli impegni della controparte, senza escludere la possibilità di richiedere ulteriori benefici all'Enel, anche in accordo con gli altri comuni geotermici toscani sottoscrittori del protocollo. Le tematiche in questione sono ben note al Sindaco, fin dalla precedente esperienza avuta al Ministero dell'Ambiente, presso il quale abbiamo modo già di dibattere con i comitati ambientalisti e con esperti a livello locale e nazionale. In accordo con gli altri comuni geotermici stiamo sollecitando la Regione a dar via in tempi brevi alla nuova indagine epidemiologica
Di seguito si danno risposte ai punti delle interrogazioni in oggetto. Nell'affermazione riguardo alla sicurezza ambientale e alla salute, il sindaco faceva riferimento alle emissioni delle centrali prima dell'inserimento dei filtri AMIS. È la Palliziano che, se la sicurezza ambientale fosse stata scelta, non ci sarebbe stato bisogno di inserire questi filtri. Inoltre il sindaco intendeva dire che fino a quando c'era rimasta attiva la centrale PC2 la sicurezza ambientale non era garantita e le emissioni di quelle centrali potevano portare un nocumento alla salute. 2. Alla domanda se ci sono stati incontri con l'ARS e fino a che punto il dialogo si è spinto, si fa presente che i contatti sono frequenti e lo saranno ancora di più perché ormai prossimo l'inizio dello nuovo studio epidemiologico. Questa è retrolatata perché lo studio è stato fatto da molto tempo e d'altronde così. Nei mesi scorsi sono avuti 3 incontri, questi ne sono avuti di tutto. Il primo si è svolto il 30 settembre nella sede dell'Unione dei Comuni organizzato dall'amministrazione comunale di Piancastagnaio, alle quali hanno presenti i dirigenti ENEL, i 3 medici di famiglia di Piancastagnaio, l'amministrazione comunale, l'ARS con il dottor Francesco Cipriani e la dottoressa Nuvolone e l'ARPAT con il dottor Marco Pellegrini in videoconferenza. Il secondo a Firenze, organizzato dall'assessore regionale Annalita Bramerini, il giorno 9 ottobre al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i comuni geotermici della Toscana, l'ARPAT con il dottor Pellegrini. Il terzo è in data 29 ottobre a Firenze per la sede dell'ARS, organizzato dal dottor Cipriani, al quale erano stati invitati solamente i sindaci dei comuni geotermici della Miata. Gli incontri hanno avuto tutti lo stesso oggetto: fare il punto della situazione riguardo agli studi epidemiologici e soprattutto organizzare l'ultimo step previsto nell'accordo generale sulla geotermia, cioè lo studio epidemiologico nei comuni geotermici della Miata. Il nuovo studio epidemiologico finanziato dalla Regione Toscana partirà nei primi mesi del 2015 e questo è già partito. Franco, mi sembra che tu puoi fare degli aggiornamenti perché ci sono stati altri incontri con Santa Fiora, no? In pratica ci sono stati nuovi aggiornamenti e niente. Massimo entro un mese o 2 partirà proprio tutta l'indagine perché ci vorrà ancora un po' di tempo per l'assunzione delle 3 persone che l'ARS dovrà fare per i 3 anni. Saranno, per quello che disse Cipriani, sarà un infermiere o qualche tecnico esperto di medicina e di salute, un dottore e un esperto sulla comunicazione. Però per l'assunzione di questi dovranno fare un bando e per il bando c'è sempre i tempi tecnici di 2 mesi di pubblicazione del bando di gara e quindi la scelta poi dei 3 candidati e quindi già 2 mesi fa all'incontro a Santa Fiora ci spiegò che entro pochi giorni partiva questi bandi per la scelta dei 3 che verranno assunti, quindi a brevissimo avranno fatto l'assunzione e quindi partiranno tutto. La sede sarà a Santa Fiora. Non mi è chiaro in passato, forse l'ho saltato in passato. In pratica questi viene fatto un comitato scientifico in cui partecipa da parte dell'ARS, da parte della Regione Toscana. L'ARS sarà il capofila con Cipriani. Poi ci sarà l'ARPAT, tutti i medici di base di tutti i comuni geotermici che nomineranno fra di sé in ogni comune i loro rappresentanti e il sindaco, e questa è la commissione scientifica. La sede di questo comitato scientifico è a Santa Fiora e i 3 tecnici che verranno assunti avranno come sede Santa Fiora, però gireranno in pratica continuamente per tutti i comuni geotermici a fare tutti i rilievi, tutte le interviste alla popolazione, i prelievi avranno. No, in questo, scusate, c'è anche il discorso della partecipazione dell'ASL. C'è anche l'ASL.
e quindi i tecnici gireranno continuamente tutti i punti geotecnici. Mancano i tempi del bando. Manca ancora l'assunzione dei 3 tecnici, però penso che ormai siano prossimi a fare la scelta che sia scaduti i tempi per la gara. Però ancora non ci hanno comunicato la data in cui iniziano i lavori, ma io penso che siano entro un mese o 2 a questo punto. I tecnici sanno per quanto tempo? 3 anni. Il progetto complessivo è di pari a 840.000 euro. Quindi è un progetto. C'è anche prelievi di sangue? Come? Ci sarà anche prelievi di sangue e ci sarà anche interviste ai familiari di deceduti per dei motivi particolari, per andare a vedere la storia anche di quella persona e quindi lo stile di vita. Però insomma Vogliono andare insieme al medico di base, vogliono vedere lo stile di vita di quella persona per riuscire a capire la causa della Ma due decessi sono già stati troppo cristiani e chiuso l'osteria. Beh, si diceva, ma se Un'indagine anche prospettiva, cioè con esami cartellativi e documentazione medica di soggetti. L'importante è che abbiamo inserito e su questo da dire ci siamo battuti fortemente con la Lamolini il discorso di medici di famiglia. Questa è stata la proposta dei comuni a Castagnaio, e dico perché è vera, nel senso che non era inserita nell'apparato tecnico, non abbiamo preteso che è stato inserito. Il medico di base non era importante perché comunque lo conosce in realtà. Meglio che gli altri. Non ha esperienza epidemiologica come nel corso di base. Però come medico di base si può dire quello che la patologia, il medico, quello che succede, eccetera, tutti lui non credo che ci sia. Tra di loro poi stabiliranno chi è, sai che può stare la ricerca, non è stabilito, chiedeva che è il medico di base. no, il medico di base sono 3 medici, allora, i medici di base per ogni paese. A Castigliano sono 3, tra loro 3 decideranno chi ci andrà. Sono loro che decideranno. Possiamo ora, mi sembrava che decidessero tra di loro, insomma, poi magari si attiveranno. Risposta soddisfacente? Parzialmente soddisfatto. No, sulla prima parte. La seconda parte è oggettiva. È soddisfacente? Parzialmente si diceva prima. Allora, c'è una